Ok, adesso c'è tutto, perdonateci per... Ecco qui alla conclusione tentata dalla Parmonval, poi c'è l'uscita, palla al piede dell'Unitas, Sciacca con il suo numero 11 Margaritini, però c'è un giocatore a terra proprio della squadra neroverde. Intanto pronti con la lettura delle formazioni. Approfitto per ringraziare Mario Vassallo che al mio fianco mi ha dato una grande mano nella gestione intanto del prepartita ma anche dell'inizio. Parmonval che si schiera in ordine numerico 1-11 con Chimento, Sorrentino, Cervello, Torres, Sanchez, Di Maria, Passero, anzi Passero col numero 20 e non col numero 7, poi Sanz col numero 8, Martinez col numero 9, Elambraoui col numero 10 e Russo col numero 11. Intanto tutto ok per Galfano, e a proposito di Galfano, Angelo Galfano, allenatore dell'Unitas, schiera in porta Cheba, poi col numero 2 Caternicchia, col numero 3 Di Mercurio, col numero 4 Sinacori, col numero 5, anzi col numero 20, anche qui c'è un numero 20 ovvero sia Africano, poi col numero 6 Jammet, numero 7 Galfano, numero 8 Genco, numero 9 Cari, numero 10 Camarà, numero 11 Margaritini. Proprio Filippo Caternicchia cerca di spingere sulla destra, viene fermato in fallo laterale per una rimessa che verrà eseguita proprio dallo stesso ex giocatore, tra le altre del Pro Favara. Questa volta però la gestione non è perfetta da parte di Sinacori, allora rimessa gestita da Joseph Cervello, uomo gol che non t'aspetti in casa Parmonval, già 5 le sue marcature. Poi Martinez prova a far partire Elambraoui senza però riuscirci. Siamo già dall'altra parte con qui la giocata sull'out di sinistra, l'intervento in chiusura da parte di Di Maria con la palla che però è uscita senza l'ultimo tocco del difensore di casa, e allora si parte dal fondo con la battuta in avanti intercettata da Margaritini e Cari che giocano dunque insieme. Tante cose nell'ultima partita che abbiamo raccontato, che è stata trionfale per l'Unitas, perché è stata quella che ha portato alla vittoria della Supercoppa, o meglio della Coppa, non della Supercoppa. Qui intanto occhio all'avanzata da parte di Elambraoui che si allunga il pallone, lo tiene in campo, riesce anche a crossarlo. Poi attenzione al Cervello, il cross, colpo di testa di Fricano, poi pallone riproposto in area, altro colpo di testa questa volta di Di Mercurio, attacco vivo per la Parmonval con Cervello. Poi tocco all'indietro per questo cross che arriva in area, esce Cheba, c'era comunque fuori gioco di Martinez. Intanto la palla giocata sulla sinistra dall'Unitas e guadagna un fallo laterale con Lorenzo Galfano. Palla in avanti a cercare Hamza Cari che non può arrivare, poi riesce a tenere il pallone
in campo Lorenzo Russo, che è uno dei 4 under in campo per Corrado Mutolo. Gli altri sono il portiere Chimento, poi Sorrentino e Cervello. Un 2006 e un 2007 in campo, ricordiamo, la regola prevede almeno un 2005, almeno un 2006 in campo. Ne schiera infatti 2, Angelo Calfano, ovvero Sinacori e Genco. Ricordiamo Sciacca che ha perso nei giorni scorsi, a proposito tra l'altro di Palermo, Domenico Mistretta, che è andato all'Athletic Club. Athletic Club che è spettatore più o meno interessato agli affari del girone A per quello che riguarda le 2 gare in corso adesso, ed entrambe visibili tra l'altro sul canale YouTube di Sportisili TV, mentre intanto c'è un fallo di Cari su El Amraoui, quindi punizione per la Parma. Dicevo, delle 2 gare del girone A in corso in questo momento potrete assistere dal vivo anche a Castellammare Gela, tra l'altro con corsi e ricorsi, legami più o meno palpabili. Al Castellammare c'è un vecchio cuore Parmaval come Giovanni Castronovo alla direzione generale, e intanto tra l'altro, almeno da quel che indica tutto campo, il Gela sarebbe già in vantaggio. In ogni caso potete vederla sul canale YouTube, giusto per avere qualche aggiornamento qualora siate interessati. Potete fare rimbalzo di linea. Del resto il canale YouTube di Sportisili è raggiungibile praticamente in tutte le piattaforme, dal PC, dall'app sullo smartphone, sul tablet, ma anche nelle vostre smart TV. Basterà cercare Sportisili su YouTube e troverete quello che vi serve. Calcio di punizione per la Parmaval, lo batte Sami, colpisce in pieno il muro, poi pallone calciato via da Caternicchia, e allora può ricostruire dalle retrovie la squadra di Mutolo con questo lancio in avanti. La palla controllata da Martinez, scambio con Cervello, ancora Martinez, tocco con la coscia, Martinez col pallonetto, poi la palla rimane lì e alla fine Martinez carica su Cheba e calcio di punizione confermato intanto dalla voce di Salvo Geraci, il vantaggio del Città di Gela, che in questo momento virtualmente è in testa alla classifica. Ricordiamo che domani l'Athletic Club Palermo affronterà il Città di San Vitolo Capo, partita che sarà tra l'altro oggetto di approfondimenti naturalmente sul nostro consueto approfondimento del lunedì sera Lo Calcio, con Salvo Rifici alla conduzione assieme al sottoscritto. Possiamo già anticiparvi uno dei 2 ospiti che sarà tra altre cose protagonista del prossimo weekend di campionato, ovvero il direttore sportivo del Bagheria Città delle Ville, Ciccio Tantillo. Vi sveleremo nelle prossime ore anche il secondo ospite, ma sicuramente tutto tramite post sui nostri profili social. Ne approfittiamo mentre Di Mercurio aggira elegantemente Martinez, che martedì invece sarà la volta di una prima volta assoluta sui canali social e YouTube di Sportisili, ovvero sia la prima puntata di Futsal Zone, appuntamento dedicato per l'appunto al mondo del futsal, in onda in diretta a partire dalle 17:30. Primo ospite, e che ospite, aggiungo io, il presidente della divisione calcio a 5 Stefano Castiglia, direttamente da Catania, dove tra l'altro settimana prossima si svolgerà la gara valevole per le qualificazioni agli europei al Pala Catania, giovedì, tra Italia e Belorussia. Colpo di testa di Martinez a cercare di alimentare l'azione di Passero in gol nell'ultima partita giocata dalla Parmaval. Qui intanto d'altra parte la corsa a parte di Margaritini, cerca l'inserimento di Caternicchia, fermato molto bene dall'intervento di Di Maria, poi lo scambio che favorisce ancora il numero 6, qui buona la giocata, anzi in realtà si trattava di Gonzalo Sanchez. Di Maria agisce dall'altra parte, intanto Cervello non riesce a tenere la palla in campo, sarà fallo laterale. Cervello che in questa sua stagione
alla Parmobal sta trovando una vena realizzativa di una certa frequenza, già come detto 5 gol in questo campionato, niente male per uno che di mestiere fa il terzino sinistro. Intanto Martinez con l'aggancio ma in fuorigioco, l'attaccante intanto Jammeh richiama l'attenzione del direttore di gara, che ricordiamo essere il signor Francesco Russo della sezione di Benevento. Gli assistenti sono il primo Lorenzo Poma, il secondo Vincenzo Settipani, entrambi della sezione arbitrale di Trapani. Intanto Camara arma la corsa di Caternicchia, Caternicchia prova a puntare gli avversari, Cervello lo chiude molto bene, qui gran giocata difensiva da parte del ragazzo cresciuto nel settore giovanile del CUS Palermo. Corre intanto Sami El Amraoui che poi smista sulla destra, la palla fiondata da Sorrentino, intercettata da Dennis Di Mercurio, poi colpo di testa di Margaritini che non fa altro che agevolare l'intervento di Torres. Poi la chiusura in fallo laterale da parte di Aldo Genco, subito apprezzata la sua giocata difensiva da Angelo Galfano. Galfano che probabilmente anche in virtù del doppio impegno campionato Coppa si attende rinforzi, soprattutto in quel reparto offensivo che per il momento è privo anche di uno dei colpi di gennaio, ovvero sia di Claudio Ricciulli, infortunatosi proprio in quel di Paternò, problema muscolare per lui, che aveva giocato da titolare, salvo per lasciare il posto proprio a Camara poco prima della fine del primo tempo. Vedremo se l'ex Don Carlo Misilmeri recupererà in tempi brevi, altrimenti probabilmente sarà un ricorso al mercato, ma questo potremo chiederlo sicuramente a mister Galfano proprio nell'intervista post partita, che ricordiamo troverete domani sul nostro canale, insieme ovviamente agli highlights della sfida. Fricano con questo esterno a cercare Cari, non riesce a tenerla in campo il numero 9. Intanto le indicazioni di Corrado Mutolo: ci vuole personalità, dovete giocare a calcio. Mai parole furono più sagge, considerando che in questo primo quarto d'ora la Parma sta giocando ad armi pari con quella che è la terza forza del campionato, oltre alla campionessa per così dire della categoria per quel che riguarda la Coppa Italia. Cervello punta, quello scarico per vie centrali su Sanz, servizio per Torres, tanti stranieri, e questa è pressoché una novità in casa Parmoval, squadra che storicamente ha avuto in seno alcuni tra i migliori giocatori del panorama dilettantistico palermitano, forte matrice sudamericana, argentina nello specifico per Corrado Mutolo in questa stagione. E va detto che i risultati stanno arrivando, perché giocatori come Sanz, come Martinez, come lo stesso Sanchez stanno facendo molto bene. Eccolo Sanz, l'appoggio per Passero, poi pallone allargato sulla destra, ancora scambiano Sorrentino e Torres. Passero, ancora Sorrentino, ancora Passero, giro palla piuttosto compassato che coinvolge adesso Sanchez, vuole rifiatare con la palla nei piedi. Non è iniziata a ritmi bassi la partita, va detto, buon ritmo da entrambe le parti. Insiste sul lato destro la Parma con questa palla poi sfiorata col tacco. La gestione adesso di Dennis Di Mercurio, lancio a cercare Margaritini, la sponda ottima, spalla alla porta, c'è l'inserimento da parte di Sinacori che prova a gestirla, contatto con Cervello, tutto ok per il signor Russo. E allora Cervello, Di Maria appoggia per il portiere Chimento, battuta lunga del giovane portiere della Parmoval, El Amraoui con la schiena, palla fine Camara, colpo di testa, tra l'altro
Sciacca, che ha sì perso Mistretta ceduto all'Athletic, ma oggi privo di un paio di punte di diamante della zona difensiva, ovvero Alfonso Cipolla e soprattutto Capitan Saro Licata, che ha saltato per infortunio, tra l'altro infortunio occorso 2 settimane fa a Castellammare, ha saltato la finale di Coppa Italia e dopo aver recuperato ha giocato contro il San Giorgio Piana nella partita della festa, ma si è fatto male di nuovo, fascite plantare per lui. Informazioni giunte all'orecchio del sottoscritto, perché Saro Licata doveva essere ospite allo calcio lunedì scorso, purtroppo non si è potuto avvicinare a Palermo. L'abbiamo visto tra altre cose qui nei pressi dello stadio Francolo Monaco. Intanto il controllo da parte di chi è ben uscita, assenze anche in casa Parmonval, una su tutte, quella di Totorrappa. Stop per infortunio per lui, stessa cosa anche per Mancuso. Intanto Cervello recupera il pallone, non riesce a tenerlo. Cerniglia, o meglio Caternicchia, scusa, Cerniglia gioca in un'altra squadra. Di Mercurio, Fricano fa il terzino sinistro, ha cambiato veramente tantissimi ruoli in questa stagione, ha fatto il braccetto, ha fatto il quinto a destra, ha fatto il quinto a sinistra, ha fatto la mezzala, adesso fa il terzino sinistro. Qui intanto palla dentro, c'è un contatto che vede protagonista Margaritini, l'arbitro lascia correre. Qui la palla lunga, Jammeh prova a prolungarla di testa, in realtà per poco non favorisce l'intervento di Martinez, è uscito Cheba. Intanto la palla giocata in avanti da Di Mercurio, che varca il centrocampo col servizio per Giacomo Fricano. Genco, l'appoggio per Galfano che prova a passare ai centrali, ancora Galfano fermato dal grande intervento di Sami Lamraoui. Adesso campo aperto per il capitano della Parma, che però colpisce in pieno Camarà, voleva il fallo di mano, si gioca e allora gestione palla per Rousseau. Poi servizio sbagliato, ne approfitta Sinacori, Camarà, Caternicchia. La palla poi gestita bene in questo caso da Margaritini, scarico su Fricano, Galfano, Sinacori, per vie centrali Camarà, poi Caternicchia, 1 contro 1 con Cervello, passa per vie centrali l'ex Favara che poi si scontra con Sanz, tutto ok per l'arbitro. Martinez fermato da Jammeh e continuano le storie tese tra il centravanti della Parma e il centrale della squadra ospite. La rimessa per Cervello e Lamraoui, spalla alla porta, fermato Sinacori, può far viaggiare Genco, avanza Lotto, Genco con la palla dall'altra parte, doveva essere per Margaritini, è finita al portiere Chimento. Intanto 2 uomini a terra, uno di questi è l'arbitro che si tiene il piede sinistro. Vediamo, perché questo sicuramente è un incidente curioso, non capita spesso di vedere un arbitro che si infortuna. È chiaro che chiaramente la superficie potrebbe essere uno scontro, potrebbe essere anche la più classica delle storte, vediamo. Tanto soccorsi per il fischietto Sannita, Francesco Russo. Arriva anche i medici dell'ambulanza e qui chiamata probabilmente addirittura la Barella.
Adesso vedremo come procederà la partita. Segni inequivocabili da parte di Corrado Mutolo, li avete visti sicuramente in sovraimpressione, anche i gesti con le mani, c'ha una caviglia gonfia così, stiamo seguendo proprio, qualora avesse difficoltà a percepire, stiamo seguendo proprio Corrado Mutolo che sta facendo ampi gesti, ha una caviglia grande quanto un pallone. Vediamo, perché non è da escludere persino una sospensione della partita, perché adesso arriva anche la barella. Per regolamento i guardalinee non possono sostituire l'arbitro, soltanto il quarto uomo può farlo, ma non c'è il quarto uomo in eccellenza e quindi il rischio è una sospensione del match. Ricordiamo che il cronometro dice che siamo al 22esimo, ma la diretta è partita con circa un minuto di ritardo rispetto al via ufficiale della gara. Stiamo ancora naturalmente qui a monitorare la situazione, ma è chiaro che ci sono anche da rispettare le tempistiche di recupero per il direttore di gara, anche rispetto a quelli che sono i tempi di attesa prima di decretare la sospensione del match. Partita che non ha regalato grandissime emozioni dal punto di vista delle palle gol, non ce ne sono state praticamente, se non un paio di sortite da parte della Parmonval nei primissimi minuti di gioco. Sembra quasi abbastanza ironico il fatto che per lunghi tratti della gara ho elencato i giocatori infortunati da una parte e dall'altra, alla fine si è fatto male anche l'elemento neutro, l'elemento neutrale, ovvero sia il fischietto, tra l'altro è arrivato da Benevento. Manipolo di giocatori addetti ai lavori attorno al direttore di gara che emette i 3 fischi. Partita sospesa al minuto 23, quasi allo scadere del minuto 23, e allora sul risultato di Parmonval 0 Unitas Sciacca 0 si interrompe, si ferma la gara valida per la 19ª giornata del campionato di eccellenza Sicilia Girone A. Dunque, stando così le cose, l'appuntamento è rinviato per Parmonval Unitas Sciacca. Naturalmente appuntamento alla prossima.